Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Si fa la conta dei danni nella zona colpita dall'esondazione del Crati a Corigliano Calabro. In ginocchio l'intera economia della zona, pesantemente colpiti da acqua e fango, allevatori e aziende agricole. Le famiglie evacuate restano in attesa di poter rientrare a casa. Il presidente della regione Mario Oliverio ha chiesto al governo la proclamazione dello stato di calamità naturale per i territori colpiti dal maltempo nel Cosentino. Scuole chiuse fino a sabato a Palmi, lo ha deciso l'amministrazione comunale dopo i danni provocati dal nubifragio dei giorni scorsi. Il Museo di Alarico bocciato dal Ministero e polemica tra il Movimento 5 Stelle che esulta dopo l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica e il sindaco Occhiuto che dice atto illegittimo, il museo si farà. Scossa di magnitudo 3.4 oggi pomeriggio nel Cosentino, epicentro a Bisignano, l'evento sismico è stato preceduto da un forte boato. Obesità infantile, la Calabria è prima, a Cosenza il centro di chirurgia bariatrica fa scuola. Oggi l'intervento seguito nell'ambito del 29° congresso internazionale di chirurgia dell'apparato digerente. Il capo della polizia Gabrielli alla scuola di polizia Vivo, la polizia non può essere lasciata sola nella lotta alla criminalità. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque in apertura torniamo ad occuparci dell'esondazione del Crati che ha duramente colpito alcune contrade a Corigliano Calabro, sopralluoghi anche oggi mentre le famiglie evacuate aspettano di poter tornare a casa. Aziende agricole e allevatori fanno la conta dei danni. Sentiamo Gianluca Pasqua. La situazione qui è davvero terribile, è disperata. Siamo con le 7 famiglie, Oliveto e Rubino, in contrada Turio, territorio di Corigliano Rossano, situazione davvero difficile. Abbiamo girato delle immagini molto forti nelle abitazioni, sommerse dal fango. Tutto è successo in una notte e lo diciamo subito, è stata una tragedia sfiorata e anche annunciata. Questi due aggettivi sono d'obbligo in questa storia perché già 9 anni fa c'era stato un allarme, si era riusciti a evitare il peggio. Per 9 anni una tregua ma con tanto timore da parte di questa famiglia che poi si sono viste sorprendere nella notte dal fango, e solo l'intervento di un ragazzo che ha visto la situazione precipitare è stata forse la soluzione che ha evitato che ci scappasse il morto. E siamo con Mario Oliveto, lui è stato chiamato svegliato nella notte da Marco, dal fratello, che lo ha avvisato così come ha fatto con tutti gli altri. Sì, perché grazie a mio fratello siamo riusciti ad evitare il peggio. Se avesse tardato a rientrare per 10 minuti sarebbe accaduto il peggio. Grazie a lui ci siamo accorti di quello che stava succedendo e siamo riusciti a far svegliare tutte le nostre famiglie, a chiamare, di riuscire a cercare di portare qualcosa in salvo, ma nel giro di 10 minuti ci siamo trovati 1,5 metri d'acqua fino al collo. Siamo riusciti solo a liberare, ad aprire i cancelli degli animali e a portare in salvo qualche mezzo e siamo riusciti ad evacuare. Si sommano le difficoltà fra quelle a carattere appunto per la morte degli animali, quindi ambientale, la preoccupazione per la salute pubblica, alla distruzione delle case, all'incertezza. Adesso pensiamo subito a sistemare le famiglie e far ripartire queste aziende zootecniche che sono state, come si può vedere dall'immagine, distrutte. Poi dopo faremo la conta dei danni. Ci sono tante storie in questa vicenda, intanto quella di Luana, una bambina di 6 anni che è stata strappata da un'auto che era sommersa dal fango, rimaneva fuori soltanto l'antenna della radio. Il papà Damiano l'ha tirata fuori dal finestrino, c'è lo zainetto ancora appeso allo specchietto, e questo è l'emblema di una vicenda, veramente una tragedia sfiorata. Chi viene qui in questa zona si renderà conto di quanto è successo e di cosa si è rischiato. La signora Elisabetta ha vissuto queste scene dal vivo. Non mi viene di parlare, non ce la faccio. Da l'1 di notte fino alle 9 di mattino siamo rimasti intrappolati. Eravamo al piano di sotto e stavamo aggiustando una casa che ce l'abbiamo in costruzione. Siamo salite per paura, siamo andate sopra per ripararci, ma senza luce, senza bagni, siamo rimaste senza acqua, senza niente, non sapevamo cosa fare.
Loro hanno fatto questa scelta di andare al piano di sopra per cercare di salvarsi dall'acqua, altri invece disperati hanno detto forse neanche la nostra casa resisterà a questa ondata, andiamo fuori, andiamo in strada e hanno trovato questo fiume che veniva addosso. La signora Caterina invece, che è la proprietaria di questa casa alle nostre spalle, che è distrutta al primo piano, è stata aiutata da un parente che è arrivato con un escavatore, altrimenti sarebbe rimasta nel fango. Nel fango come le mie bestie nella stalla, è una scena atroce, non si può dire proprio, è una scena terribile, è tutta la mia vita che avevamo costruita, è una vita intera e siamo rimasti senza niente, senza animale, senza casa, senza niente proprio, sono io e mio figlio, non c'è nulla più. Il Presidente della Regione Mario Oliverio ha chiesto al Governo la proclamazione dello stato di calamità naturale. Ettari ed ettari di agrumeti distrutti dall'esondazione del fiume Crati a Turio e Ministalle, le contrade la cui economia prevalentemente agricola è in ginocchio nel comune di Corigliano Rossano, siamo nel Cosentino, da ieri non piove più, ma i danni sono ingenti. Dal fango emergono le carcasse degli animali, soprattutto ovini, travolti e uccisi dalla piena. Dopo la paura e l'emergenza delle ore in cui i vigili del fuoco hanno soccorso e salvato 10 famiglie, una sessantina di persone. Adesso è il tempo, la fase degli interventi. Il comune ionico ha disposto in somma urgenza il ripristino, riparare l'argine che ha ceduto, per l'assistenza alle persone coinvolte, le associazioni di volontariato, operazioni seguite anche dalla cittadella regionale, dal presidente Oliverio, il quale, come già accaduto per la tromba d'aria che a Crotone ha devastato l'area industriale domenica scorsa, la Regione chiederà il riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte del governo nazionale. Politica e burocrazia non parlano lo stesso linguaggio e non hanno il ritmo del bisogno di chi in un attimo ha visto svanire il lavoro e i sacrifici di una vita. Crotone, Corigliano, il Tirreno Cosentino interessato dalle forti mareggiate e altri centri della Calabria ancora isolati dopo le bombe d'acqua aspettano concretamente di ripartire. E a causa del maltempo, scuole chiuse fino a sabato a Palmi. Dopo l'improvviso nubifragio di ieri alla Tonnara di Palmi si contano i danni, che sono tanti e ingenti, sia ad abitazioni private che alle strade che mettono in comunicazione la località marina con il centro abitato di Palmi. Frane, fango e terriccio la fanno da padrona. La zona costiera è rimasta isolata per alcune ore, visto il fiume d'acqua piovana che ha invaso le arterie di comunicazione. Il sindaco Ranuccio ha ordinato l'evacuazione delle scuole, avviata dalla polizia locale e dalla protezione civile. Gli istituti scolastici della zona resteranno chiusi fino a sabato 1 dicembre. Già dalla mattinata di ieri, per seguire da vicino le operazioni di soccorso e messa in sicurezza delle vie di comunicazione che portano verso la Tonnara e Taurana, Palazzo San Nicola, sede del municipio, ha attivato il centro operativo comunale, il COC. Gli avvisi di rischio hanno riguardato l'impraticabilità della statale 18, della provinciale Palmi-Tonnara. La circolazione ferroviaria tra Palmi e Gioia Tauro è stata sospesa per qualche ora nella mattinata, poi ripresa a un solo binario e successivamente attivata in entrambi i lati nel pomeriggio. La pioggia torrenziale e incessante si è abbattuta improvvisa dalle prime ore della mattinata di ieri. In poco tempo, in particolare le strade di collegamento verso gli abitati di Tonnara e Taurana sono state investite da un fiume d'acqua misto a fango e detriti. Diverse le richieste di soccorso giunte da famiglie rimaste bloccate all'interno delle proprie abitazioni, allagate nei piani terra. Gli interventi avviati da alcune settimane per provare a mettere in sicurezza zone che per anni sono state vittima dell'incuria e dell'abbandono non si sono rivelate a questo punto utili a salvaguardare l'area. Il museo di Alarico bocciato dal Ministero, e polemica tra il Movimento 5 Stelle che esulta dopo l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica e il sindaco Occhiuto che dice atto illegittimo, il museo si farà. L'ex Hotel Jolly è stato demolito, ma si farà il museo di Alarico? Dal Ministero arriva lo stop, mentre per il sindaco Occhiuto il progetto sarà realizzato. La direzione generale del MIBACT ha annullato in autotutela la nota con la quale il sovrintendente per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone aveva espresso parere favorevole alla compatibilità paesaggistica dell'intervento previsto, cioè la demolizione dell'ex Hotel Jolly per la realizzazione del progetto di riqualificazione della confluenza dei fiumi Crati e Busento e la realizzazione
riqualificazione del Museo di Alarico. Adesso però è polemica. Dopo l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica esultano i 5 Stelle. La senatrice pentastellata Margherita Corrado, archeologa e componente della Commissione Cultura del Senato, scrive che questa volta Alarico è morto e sepolto davvero. I parlamentari 5 Stelle già nei mesi scorsi avevano denunciato quello che hanno definito le anomalie dell'iter autorizzativo. Il Ministero adesso ha annullato l'autorizzazione in quanto il Comune ha avviato la demolizione dell'ex Hotel Jolly senza che fosse stato attivato il tavolo tecnico preposto alla valutazione condivisa dell'intero progetto da parte di tutti gli attori istituzionali. Comitato tecnico che però per il sindaco Chiuto è un'invenzione non prevista in nessun atto normativo. È davvero singolare, sottolinea, un provvedimento in autotutela del Ministero per la revoca delle autorizzazioni rilasciate dallo stesso Ministero. Per il primo cittadino di Cosenza, tale atto è conseguenza di pressioni politiche da parte dei deputati del Movimento 5 Stelle. Si tratta di un atto illegittimo, aggiunge Occhiuto, e il governo non è al di sopra della legge. L'ex Hotel Jolly intanto è stato abbattuto e anche il Museo di Alarico, promette il sindaco, si farà. Scossa di magnitudo 3.4 oggi pomeriggio nel Cosentino. L'epicentro è stato localizzato a 4 km da Bisignano e a 6 km da Luzzi. L'evento sismico è stato preceduto da un forte boato. Sentiamo Anna Franchino. Ecco il punto esatto dove alle 14.08 di oggi è avvenuto il terremoto a Bisignano, in piena Valle del Crati. I sismografi dell'Università della Calabria indicano il fenomeno sismico. Quello di oggi è stato un terremoto comunque di poca importanza, magnitudo 3.4 nella Valle del Crati, non è nulla di anomalo e non può aver causato danni, data la magnitudo e la profondità che è intorno agli 8 chilometri, quindi nulla di preoccupante. Ovviamente è stato avvertito distintamente nell'area epicentrale, ma questo non deve essere motivo di apprensione. Il professor Mario La Rocca ci spiega che il fenomeno di oggi è di lieve entità, ma non è dato sapere se ce ne saranno altri. I terremoti infatti non possono prevedersi. La previsione dei terremoti è impossibile e quindi l'accadimento del terremoto di oggi non ha alcuna implicazione per il futuro. Voglio dire che i terremoti ci sono sempre stati, ci saranno sempre, sono distribuiti in modo più o meno casuale nello spazio e nel tempo, però si concentrano nelle aree sismogenetiche più attive. E la Valle del Crati, dove c'è stato il terremoto oggi, è una delle zone a più alta pericolosità sismica in Italia. Ci sono stati tanti terremoti distruttivi nei secoli passati, quindi è un fenomeno normale in quest'area. È verosimile che in futuro ci saranno altri terremoti importanti in questa zona, come in buona parte della Calabria, però nessuno è in grado di stabilire né quando questi avverranno, né esattamente dove, né con quale magnitudo. La Calabria è riconosciuta essere la regione a più alto rischio sismico in Italia e quindi è giusto prestare attenzione a questo problema. La Calabria comunque è sotto la lente degli studiosi, terra ballerina fra le più pericolose d'Italia, ma vediamo quanti e quali i terremoti che si registrano dall'inizio dell'anno ad oggi. Dal 1° gennaio di quest'anno, questi sono questi i terremoti che il nostro laboratorio ha localizzato nel territorio calabrese. Qual è la differenza fra il giallo e il rosso? Il colore indica la profondità secondo la scala che è riportata qui, quindi giallo sono gli eventi più superficiali, per intenderci quello di oggi, 8 km rientra di sicuro nel giallo, verde è quello un po' più profondo da 15 a 35, poi segue il blu fino a 100 km, poi questo fucsia da 100 a 250 e rosso oltre i 250 km di profondità. Sono quei terremoti legati alla subduzione e che quindi si verificano tutti nel Mar Tirreno, come si può vedere chiaramente da questa figura. Il capo della polizia Gabriele Avvibo, la polizia, ha detto, non può essere lasciata sola nella lotta alla criminalità.
Per la terza volta in appena 5 mesi il capo della polizia torna a Vibo Valentia, torna nella città con la bassa qualità della vita e con il maggior numero di omicidi e tentati omicidi, un dato che si trasforma in emergenza nazionale. La presenza oggi di Franco Gabrielli per partecipare ad un incontro alla scuola allievi e agenti di polizia culminato con l'intitolazione di un'ala della palazzina studi dell'istituto ad Antonio Montinaro, il capo della scorta di Giovanni Falcone, morto insieme ai suoi colleghi nella strage di Capaci del 23 maggio 92, che proprio in questa scuola aveva studiato da allievo agente. Credo che al di là della mia presenza la cosa più significativa è la presenza delle donne e degli uomini della polizia, del questore, di tutti quelli che lavorano ogni giorno e che tirano la carretta. È ovvio che da parte nostra, come voi sapete, questa è una questura che avrà un potenziamento, peraltro significativo rispetto all'organico in cui si trovava ad operare, perché questo appartiene a quelle questure che in Italia sono nate come commissariati e poi non sono mai decollate fino in fondo e non hanno mai avuto la possibilità di pesare come dovevano pesare. Questo è un territorio complesso, complicato, dove gli indici purtroppo non sono solo indici, ma sono espressione di una realtà criminale e di un tessuto sociale non sempre particolarmente rispondente all'esigenza di fare squadra contro questi fenomeni. Però ecco, ripeto, non a caso abbiamo mandato un giovane e valoroso e con un pedigree di tutto rispetto, proprio a significare che l'amministrazione su questo territorio non vuole men che meno indietreggiare, ma anzi costruire un percorso di ulteriore riaffermazione della legalità. L'attività repressiva è fondamentale, ma c'è un'azione preventiva che deve essere fatta. In questo senso la questura sta impostando il suo lavoro da questo punto di vista. Lei cosa consiglia? In questo noi non possiamo essere soli. Io credo che i territori si riscattino o si possano riscattare solo se c'è il coinvolgimento di tutti, in primis delle istituzioni. Ricordavo che oggi il tema dei temi in questo Paese è la credibilità delle istituzioni, è la lontananza delle istituzioni dalle comunità, però anche le comunità dovrebbero riappropriarsi delle istituzioni. E le comunità dovrebbero riappropriarsi soprattutto delle istituzioni elettive. Obesità infantile, la Calabria è prima, a Cosenza il centro di chirurgia bariatrica fa scuola. Sono soprattutto giovani come la paziente che stamattina è stata sottoposta all'intervento in ospedale all'Annunziata, i pazienti affetti da obesità patologica. La chirurgia bariatrica dell'ospedale di Cosenza fa scuola. Oggi il collegamento diretto dalla sala operatoria del nosocomio Bruzio con le sale operatorie dei 5 continenti nell'ambito del 29° congresso internazionale di chirurgia dell'apparato digerente. Ma qual è la peculiarità dell'intervento, anzi degli interventi che sono stati eseguiti oggi? Ci sono tanti tipi di interventi che sono proposti. Quelli che abbiamo eseguito oggi sono 2 sleeve gastrectomy, che non è altro che una riduzione ad 1/3 dello stomaco, 2/3 vengono portati via e 1/3 rimane in sede, e in base a questa restrizione il paziente può assumere solamente 1/3, quindi 150 cc rispetto ai 500 circa che contiene uno stomaco normale, e soprattutto si innesca subito il senso di sazietà. Il paziente non ha bisogno di mangiare, mangia per esempio i primi tempi 30 grammi di pastina con un po' di brodo e si sente sazio. La chirurgia dell'obesità rappresenta il futuro in un mondo in cui nel 2020 si prevede che il 40% di tutta la popolazione mondiale sarà in sovrappeso o obeso patologico, quindi rappresenterà sicuramente una delle nuove frontiere, lo rappresenta già oggi, però i centri sono ancora pochi, soprattutto nel sud Italia. Noi andiamo ad essere uno dei centri di riferimento per quanto riguarda il sud Italia. La Calabria detiene il primato dell'obesità infantile, della seconda in Italia per obesità adulta, una nuova emergenza come confermano i dati.
Abbiamo già fatto 260 interventi, oggi stiamo facendo un intervento di una paziente di Reggio Calabria, abbiamo trattato anche pazienti dalla Lombardia e dalla regione Toscana. Perché avete deciso di puntare sulla chirurgia bariatrica che fino a qualche anno fa, insomma, forse non se ne sentiva la necessità? No, perché c'erano richieste di pazienti e nessuno riusciva a soddisfare, quindi abbiamo ritenuto opportuno garantire questo tipo di assistenza. Torniamo adesso alla cronaca con i nostri 100 secondi. Auto in fiamme nella notte nel comune di Squillace, una Mercedes classe A che apparterrebbe ad un professionista è andata completamente distrutta. L'incendio ha coinvolto parzialmente anche un'altra vettura parcheggiata nelle vicinanze, ma ha creato danni anche all'edificio posto in prossimità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale del distaccamento volontario di Girifalco che hanno evitato danni ancora più gravi. I carabinieri di Rocca Bernarda hanno denunciato l'imprenditore 51enne e 4 operai perché in seguito ad un controllo in località Zaccarella sono stati sorpresi in assenza di autorizzazione ad effettuare lavori di deviazione di acque e modificazione del luogo sull'alveo del fiume Soleo, deturpando l'area sottoposta a salvaguardia ambientale. Impiegati nell'attività lavorativa 4 lavoratori in nero con conseguente sanzione amministrativa per ciascun lavoratore. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. Gli autori del ripugnante reato siano identificati, processati e puniti con una pena adeguata che possa fungere da deterrente per quanti ritengono di poter straziare gli animali impunemente. Lo chiede a nome dell'Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali la Presidente Michela Vittoria Brambilla con una lettera indirizzata alle autorità competenti dopo l'orribile e cruento atto di intimidazione ai danni di un commerciante di Vibo avvenuto appendendo fuori dal negozio un cucciolo di cane sgozzato. Assemblea dei dipendenti dell'azienda Villa Serena, il SUL ha proclamato lo stato d'agitazione a causa del perdurare dell'atteggiamento aziendale fortemente penalizzante nei confronti dei lavoratori che stanno perdendo mediamente 200 euro al mese. Il Consiglio regionale ha approvato il documento economico e finanziario regionale con 15 voti a favore, 8 contrari e 2 astenuti. L'approvazione è stata votata al termine del dibattito che è stato concluso dal Presidente Oliverio. A Cosenza invece è stata presentata una nuova app rivolta ai turisti. Lo smartphone può diventare una guida per visitare il MAB o altri luoghi di interesse storico-artistico della città. Da oggi è possibile grazie alla nuova applicazione mobile Talk Cosenza, nata dalla collaborazione senza alcun onere per il comune tra l'assessorato al turismo e marketing territoriale di Palazzo dei Bruzzi e l'azienda Naus Consulting. Continua l'attività di promozione e valorizzazione della città di Cosenza in termini turistici e di marketing territoriale e in questo percorso strategico non poteva mancare anche un'app turistica il cui obiettivo è quello di fornire un ulteriore aiuto a chi arriva in città, ai tanti turisti, agli escursionisti ma anche ai cittadini stessi per avere delle informazioni dettagliate e più precise di quelle che sono le nostre bellezze, MAB in particolare ma non solo. Fra le particolarità dell'app c'è quella di avere attraverso chi si registrerà all'app un monitoraggio delle presenze turistiche in città. Molto spesso uno passa davanti alla statua che può sembrare anonima, però se riuscisse ad avere qualcuno che gli spiega l'importanza di quell'opera e il valore di quell'opera, sicuramente si ha la possibilità di fruire meglio dell'opera. Infatti il nostro obiettivo non è stato semplicemente creare l'app, ma grazie all'interdisciplinarità della nostra azienda abbiamo messo in collaborazione i nostri storici dell'arte insieme alla dottoressa Cerzoso che ha seguito i contenuti delle varie opere del MAB e abbiamo realizzato quest'opera. L'amministrazione comunale ha distribuito lungo il MAB ai commercianti degli adesivi. Avvicinando lo smartphone al codice riportato sull'adesivo, il turista può scaricare l'applicazione in maniera automatica. Le descrizioni sono arricchite da fotografie delle opere del MAB ricostruite anche in 3D e l'app può anche informare sulle condizioni meteo. Siamo allo sport, parliamo di calcio, sentiamo Anna Franchino.
La Calabria dalle due facce in Serie B, con il Cosenza che viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo il successo conquistato nel derby ed il Crotone che torna ad allenarsi in vista della sfida in trasferta con la Cremonese. La Curaoddo non ha sortito gli effetti sperati perché la squadra non ha avuto quello scossone decisivo per invertire la rotta di risultati. Fin qui un solo punto raccolto, per il resto tanta amarezza e delusione e anche timore dopo essere stati risucchiati nelle zone pericolose della classifica ad un solo punto di distacco proprio dal Cosenza di Braglia, chiamato dopo la bella prova e vittoria dello Scida alla continuità di risultati a partire dalla gara del Marulla di sabato con il Padova. Dopo le forti piogge dei giorni scorsi splende il sole su Cosenza, fortunatamente, visto che le condizioni del manto erboso del Marulla non sono ottimali e nonostante i ripetuti interventi da parte della ditta assoldata dalla società, il sistema di drenaggio realizzato ad inizio stagione non sembra garantire una funzionalità soddisfacente. In Serie C riflettori puntati sul recupero fra Catanzaro e Reggina, la gara non disputata alla quinta giornata per il maltempo che si è abbattuto sulla città capoluogo. Le Aquile si confermano squadra quadrata e propositiva e con la quarta vittoria consecutiva ed il sesto risultato utile confermano l'ottimo momento e le ambizioni di inizio stagione, puntando la vittoria del campionato. Infantino è il match winner dell'incontro che nel post gara scarica così le tensioni accumulate. Emozioni uniche, perché penso che lo sognavo da tanto tempo di essere decisivo in una partita, quindi ho lavorato tanto in questi mesi, forse ho mangiato anche tanta merda, forse troppa, e sono veramente felicissimo, come se avessi fatto il primo gol in carriera. La difesa è l'arma in più nelle ultime gare, il Catanzaro non subisce gol da oltre 415 minuti, soddisfatto il tecnico Auteri che elogia anche gli avversari. La Regina è venuta per giocarsela la partita, l'ho già detto anche prima, ha un buon organico, la squadra messa bene in campo, provavano a ripartire, hanno fatto alcune volte anche bene, poi però noi abbiamo mantenuto quei ritmi dall'inizio alla fine, con grande intensità, con grande coralità sempre, quindi abbiamo costretti col passare dei minuti un po' ad abbassare il baricentro, è stata questa un po' la chiave di volta. Seconda sconfitta di fila per gli Amaranto che restano a quota 11 in classifica, Macevoli dice: non mi sento in discussione, siamo stati sfortunati. I ragazzi mi stanno seguendo in tutto per tutto, si impegnano molto durante la settimana, lavoriamo molto, ci vuole anche in qualche frangente la fortuna che in queste ultime partite è mancata. In attesa dei prossimi impegni si tornerà in campo domenica con il Rende che ospiterà la Casertana, la Regina e Rieti, il Catanzaro la Cavese, mentre la Vibonese affronterà in trasferta la Paganese. A Villa Rendano a Cosenza, Lectio Magistralis di Pierfranco Bruni. Da Ungaretti a Pavese, dalla poesia canto alla poesia racconto. Su questo tema Pierfranco Bruni è stato l'artefice di un'apprezzata Lectio Magistralis tenuta a Villa Rendano e promossa dalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani e dal Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia. Che ha portato il canto, la parola ritmata, questo è il canto nella poesia, nel linguaggio, rompendo alcuni schemi che erano gli schemi ottocenteschi, è stato Ungaretti. La parola che diventa musica, quindi Ungaretti entra di prepotenza nel Novecento attraverso questo Mi illumino d'immenso ormai così famoso, no? Ma che poi avrà le sue radici in Quasimodo, in Gatto, in tutta una tradizione che è la tradizione della poesia canto, sostanzialmente fino a toccare la canzone d'autore, mentre in Quasimodo c'è questa visione del ritmo, no? Nella poesia breve, soprattutto nella prima poesia, perché dobbiamo fare riferimento a Quasimodo per passare poi chiaramente a quella poesia o a quel canto che diventa prosa, quindi Pavese. E noi sappiamo che soprattutto il Pavese del 1936 ci ha offerto e ci ha dato la possibilità di una poesia prosa e Pavese recupera il senso della prosa, lo recupera dalla cultura americana. Questo passaggio all'interno del Novecento sta a significare che non esistono stagioni, ma esiste una continuità che parte chiaramente dal dolce stil nuovo, ma questo dolce stil nuovo ha una sua radice ben profonda nella cultura grecolatina. Adesso le previsioni del tempo.
Tempo in miglioramento grazie a una temporanea rimonta dell'alta pressione. La stabilità comunque non sarà duratura, poiché nel fine settimana è attesa una nuova perturbazione. Passiamo ora alle previsioni in dettaglio. Domani sereno poco nuvoloso per passaggio di nubi alte e stratiformi, temperature stazionarie. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari mossi o molto mossi, con venti moderati o localmente forti sullo Ionio da nord. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.